Allora rieccoci, ben ritrovati. Come anticipato parliamo della campagna per la disoccupazione in agricoltura. Vi presento ufficialmente gli ospiti lanciati prima in chiusura di prima edizione. Buongiorno a Paolo Casanova, Fly Treviso, ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovato. E buongiorno a Martina Lorenzon, Inca Treviso, ben ritrovata anche a lei. Martina, vi ricordo poi il numero per fare delle domande chiaramente inerenti a questa tematica, 0422 1628 332 per appunto intervenire in diretta. Allora iniziamo subito da lei, Martina. Questa campagna è importante ricordare i termini, la scadenza, perché manca davvero poco per la presentazione delle domande. Certo, è partita la campagna di disoccupazione agricola anche quest'anno per il 2025. Partiamo subito dalla scadenza, che è la data principale da ricordare, che è il 31 marzo 2025. È partita la raccolta, ma sono partiti anche gli inoltri veri e propri delle domande. Forse vi eravate visti per anticipare quella che era la raccolta e la partenza della raccolta di queste domande, ma adesso siamo in piena campagna e quindi si procede già all'invio delle domande. Quindi invitiamo chi ha un contratto in agricoltura ovviamente a passare presso gli uffici della Fly CGIL di tutta la provincia di Treviso e a verificare se effettivamente ci sono i requisiti e quindi a capire se spetta questo beneficio non indifferente, insomma, per i lavoratori in agricoltura. Ma ai nostri telespettatori diamo anche questa opportunità di non doversi recare, ma di saperlo già adesso di quali sono i requisiti, grazie a lei Martina, che sono i requisiti necessari per poter usufruire poi di questa disoccupazione. Certo, allora almeno sono richieste le 102 giornate nel biennio, parliamo del biennio 2023-2024. E principalmente ovviamente questo è il requisito richiesto. Per quanto riguarda invece la documentazione da presentare per una consulenza o comunque per l'invio della domanda per chi poi magari lo fa di consuetudine perché lavora in agricoltura già da anni, quindi conosce già questo beneficio, e sono i propri documenti, una busta paga e il contratto di lavoro, così da poter verificare ovviamente da parte dei nostri colleghi della Fly il contratto e comunque le buste paga che hanno in possesso. E tra i documenti ovviamente chiediamo carta d'identità o, per chi ha una nazionalità diversa da quella italiana, il permesso di soggiorno. Come si può presentare la domanda? Allora, basta recarsi presso i nostri uffici e tramite le nostre accoglienze, sia che passino al patronato, sia che passino nelle camere del lavoro, possono richiedere il numero del funzionario di riferimento che può raccogliere la pratica a breve giro, insomma. Ecco, chiaramente Paolo, non ci sono ancora dei numeri, perché avete al momento solamente le domande che sono state presentate, ma è ancora troppo presto per fare davvero un bilancio. Ma dal vostro sentore potrebbero essere in aumento rispetto agli altri anni, situazione stabile, perché poi chi chiede solitamente la disoccupazione, sapendo che il settore dell'agricoltura, essendo molto stagionale, spesso la disoccupazione è quasi una normalità, mettiamola così tra doppie virgolette, ecco. Allora, per i numeri io stamattina sono andato a dare un'occhiata alle domande che abbiamo raccolto. Su un potenziale di avente diritto di circa 2500 persone in provincia di Treviso, noi ad oggi come Fly CGIL, come CGIL e come Inca abbiamo raccolto 712 pratiche e nell'arco di questo mese e mezzo che manca alla chiusura della campagna contiamo di arrivare intorno alle 800-820, questo è il target, diciamo, che normalmente abbiamo. I numeri degli lavoratori in agricoltura in provincia di Treviso sono in leggera contrazione, se io prendo i dati del 2024. Questo è un dato di fatto, quindi per noi confermare il numero dell'anno scorso, abbiamo fatto circa 800 e rotte pratiche. Se confermiamo quel numero lì, diciamo che noi abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo anche dato risposta a quella che è la domanda dei lavoratori, ecco. Però è un dato di fatto che oggi in agricoltura, siccome è subentrata anche in quel settore la meccanizzazione, soprattutto nella fase di raccolta,
e molta manodopera che una volta c'era, adesso non c'è più, perché c'è la macchina che raccoglie, soprattutto nel vitivinicolo, il frutto. Ecco, come spiegava Martina, chiaramente per presentare la domanda è necessario avere un contratto regolare. Sappiamo che purtroppo questo è un settore in cui spesso i contratti regolari vengono meno. Sì, noi anche oggi abbiamo evidenza di fenomeni di caporalato o che possano sconfinare nel caporalato. Caporalato significa che il lavoratore è in condizione di sfruttamento e che non solo non è pagato, non ha un contratto regolare, ma che viene propriamente sfruttato. Noi abbiamo segnalazioni anche ultimamente in questa direzione, oltre a quelle che abbiamo già evidenziato nella zona di Ponte di Piave, per la quale tra l'altro abbiamo avuto anche il riconoscimento per 8 di questi lavoratori del permesso di soggiorno, e a seguito di questo riconoscimento oggi stiamo cercando per loro un posto di lavoro. È paradossale però, e questo è un elemento di discussione che pongo anche all'attenzione dei telespettatori, che oggi questi lavoratori che hanno un permesso di soggiorno che prima non avevano, oggi non trovano un posto di lavoro perché non ci sono aziende disposte ad assumerli. Questo è, come dire, una cosa che è un po' sgradevole, e quindi io la evidenzio come frutto, come dire, come elemento di riflessione. Altra cosa in relazione ai permessi di soggiorno è che per noi risulta evidente e fondamentale in questa fase un provvedimento di natura legislativa che consente in via automatica a chi denuncia fenomeni di questo tipo di avere il riconoscimento del permesso di soggiorno, perché questi lavoratori che hanno denunciato hanno avuto il permesso di soggiorno solo grazie al fatto che la FLAI CGIL si è fortemente interessata al loro caso e ha premuto per avere l'ottenimento del permesso, che è un titolo attraverso il quale, oltre al contratto e prima del contratto, bisogna avere per poter lavorare e poi conseguentemente avere anche il riconoscimento della disoccupazione agricola. Quindi voi chiedete che ci sia una normativa che prevede che chi denuncia situazioni di caporalato e sfruttamento abbia di conseguenza come riconoscimento quello del permesso di soggiorno. Sì, questo per noi diventa un passaggio legislativo che sarebbe determinante per poter far emergere questi fenomeni. Altrimenti molti lavoratori cosa fanno? Non denunciano perché altrimenti si trovano nella condizione poi di non poter lavorare pur avendo denunciato perché non c'è il riconoscimento del permesso di soggiorno. Vi state muovendo in questo senso? Ci stiamo muovendo in questo senso, abbiamo già fatto come FLAI CGIL una proposta, ma diciamo che il clima non sempre, soprattutto in quest'ultimo periodo, favorevole. Lei ci ha dato la notizia di questi cittadini del caso appunto di caporalato a Ponte di Piave che hanno ottenuto il permesso di soggiorno. 8 diceva? 8. Su quanti erano, se lo ricordo? Erano una quindicina che abitavano lì. Su quelle e quelli che hanno deciso, come dire, di andare avanti sono stati 8, si sono rivolti a noi e noi li abbiamo accompagnati nel percorso, li stiamo continuando ad accompagnare. Adesso non trovano lavoro perché? Che spiegazioni vi date? Ma io non Costano voglio troppo? essere maligno, ma chiedo in maniera costruttiva anche alle associazioni datoriali che rappresentano i datori di lavoro di farsi carico del problema, perché il problema non è soltanto di questi lavoratori e non è soltanto delle associazioni sindacali di rappresentanza che rappresentano i lavoratori, ma anche delle associazioni datoriali, perché trovo fondamentale e importante che ci sia una condivisione della problematica e non una negazione del fenomeno, che esiste, non è così diffuso come in altre realtà e in altri territori, in altre regioni, ma esiste anche da noi. È chiaro che io mi richiamo al senso di responsabilità di tutti, delle istituzioni, ma anche delle associazioni datoriali in questo senso, che rappresentano i datori di lavoro. Io vorrei che arrivasse qualche telefonata di qualche datore di lavoro che dice io sono pronto ad assumere, mettetemi in contatto con, e sono assolutamente disponibile. È un bel segnale questo. Beh, noi lo lanciamo questo appello, eventualmente se non volete chiamare adesso in diretta contattate noi, vi metteremo poi a nostra volta a contatto con la FLAI Treviso che insomma vi darà tutti i riferimenti di questi 8 cittadini che si sono messi in regola. Loro sono cittadini con un permesso di soggiorno, possono trovare un lavoro, hanno trovato almeno un'abitazione? L'abitazione c'è, si sono trasferiti di recente.
Uno doveva andare a firmare il contratto l'altro ieri, a dire la verità. Poi però non ho avuto, come dire, riscontro dell'effettiva sottoscrizione, ma 7 risultano ancora inoccupati. E questa insomma è una buona notizia che ci ha dato Paolo Casanova. Tra l'altro proprio in un precedente spazio con Paolo avevamo parlato di questa iniziativa di portare direttamente il sindacato tra le coltivazioni, in modo che i lavoratori che sanno che ci sono delle situazioni di caporalato e di sfruttamento possano direttamente avvicinarsi al sindacato e segnalarle senza troppi timori, essere presenti proprio lì attraverso un camper. Come sta andando avanti questa iniziativa? Abbiamo quasi ultimato la trattativa per l'acquisto del mezzo, poi dovremo sistemarlo in maniera tale che sia praticabile e funzionale all'uso che intendiamo farne. Ecco. Certo. Ma diciamo che siamo a buon punto. Quindi nel giro presumibilmente di un mesetto, con l'inizio della primavera, secondo me riusciamo, come dire, ad essere per strada, a fare il cosiddetto sindacato di strada che vogliamo praticare realmente. Cioè vogliamo andare nei campi, tra i campi e tra i lavoratori per fargli conoscere quelli che sono i loro diritti. E Antena 3 sarà insieme a voi per documentare queste prime uscite di questo camper. Martina, abbiamo parlato della scadenza, abbiamo parlato Sì. del 31 marzo. 31 marzo 2025. Prego. C'è una scadenza perché rispetto alla disoccupazione che siamo soliti sentire nominare, la disoccupazione agricola si può inoltrare solo in questo periodo, quindi è veramente necessario fissare questa scadenza perché l'invio è solo da gennaio a marzo rispetto alla disoccupazione canonica che può essere inviata a scadenza di un contratto. Quindi è proprio importante che sia fissata questa data in modo tale che i lavoratori non arrivino il giorno successivo e perdano poi l'occasione di prendere questo ammortizzatore sociale necessario per loro. Una cosa che mi viene in mente pensando quando noi banalmente presentiamo i documenti per il 730, spesse volte si va e manca quel documento. Nel caso si debba integrare, bisogna rispettare comunque la scadenza del 31 marzo o l'integrazione può essere anche posticipata? Direi che dipende dal documento. Chiaramente, che mi perdoni, è sempre meglio prendersi per tempo, certo, ecco, naturalmente. Però direi che siamo disponibili all'integrazione anche successiva. L'importante è avere la persona, sottoscrivere una serie di documenti che servono a noi per l'invio materiale della pratica e successivamente, se ci dovesse essere un cambio IBAN, se ci dovesse essere un nuovo permesso di soggiorno, esatto, perché prima in scadenza, verrà poi ovviamente integrato successivamente senza alcun problema, siamo a disposizione insomma. Paolo Casanova, è importante anche tutto un ragionamento sulla bilateralità di settore con i diversi fondi insomma, che intervengono in tal senso. Sì, prima però mi collego un attimo al ragionamento fatto e alla domanda che hai posto alla compagna rispetto alla 730. Aggiungo un punto rispetto all'ordine del giorno che ci siamo dati, perché spesso e volentieri i lavoratori agricoli che fanno la disoccupazione agricola, percependo un reddito, si dimenticano, aggiuntivo rispetto a quello da lavoro, quindi il reddito derivante dalla prestazione INPS, si dimenticano di fare la dichiarazione dei redditi. Mi hai suggerito questa cosa del 730, siccome l'altra volta non l'abbiamo detto, ecco, è fondamentale per questi lavoratori sapere che nel momento in cui i due redditi si sommano diventa obbligatorio anche fare la dichiarazione dei redditi. Questo è importante in modo tale da evitare quello che sarà il certo, non probabile, ma certo accertamento dell'Agenzia delle Entrate che di norma arriva dopo 2 o 3 anni e che poi vede come dire, i lavoratori costretti a rincorrere il pagamento con relativi oneri di tasse e sovrattasse rispetto a quello che dovevano appunto pagare. Quindi ricordarsi che qualora si sia percepita anche la disoccupazione agricola nell'anno scorso, quest'anno bisogna assolutamente fare la disoccupazione, bisogna fare la dichiarazione dei redditi. Per quel che riguarda la bilateralità, noi abbiamo
a Treviso per i lavoratori agricoli, per gli operai agricoli, una cassa che si chiama FIMI-EBAT. Questa cassa eroga delle prestazioni di carattere rimborsuale e di carattere integrativo. Le prestazioni di carattere integrativo riguardano l'integrazione dei trattamenti di malattia e di infortunio. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che l'INPS e l'INAIL pagano soltanto una parte, mentre Ok. la cassa dei Sì. lavoratori agricoli integra la parte che manca. Ok. Non succede come succede nell'industria, in cui vengono applicati altri contratti nazionali, in cui nel momento in cui il lavoratore fa un periodo di malattia, il datore di lavoro anticipa il trattamento e lo integra al 100%. In agricoltura è il lavoratore che si deve attivare, rivolgendosi all'organizzazione sindacale o direttamente alla cassa, per chiedere l'integrazione del trattamento. Questo vale sia per la malattia che per l'infortunio. Per quel che invece riguarda le prestazioni di carattere rimborsuale, parliamo di contributi. I contributi sono soprattutto per la scuola, quindi per i figli, e dall'asilo nido passando per la scuola materna, certo. per il primo anno di scuola media, per tutti i 5 anni delle scuole superiori e per l'università. L'unico, diciamo, periodo scoperto è quello della scuola primaria, della scuola elementare, per cui 5 anni ad oggi non c'è un contributo. Certo. È stato introdotto di recente un contributo anche per i centri estivi, per i bimbi che frequentano i centri estivi, e poi abbiamo un rimborso, questo è un vero e proprio rimborso, delle spese mediche, quindi delle visite specialistiche e degli esami diagnostici. Gli importi vanno dai 150 euro fino ai 1200 euro per l'università, e per queste domande i lavoratori devono comunque venire da noi. Magari la prima volta che vengono vi diciamo precisamente quali sono i documenti da portare, perché elencarli qui andremo troppo Certo. lunghi, ma è importante che sappiano, sia per le integrazioni ma anche per le prestazioni a recupero, a rimborso, che esiste questa cosa qui. Esiste un'altra cassa che è a Roma, sempre per i lavoratori agricoli, che si chiama FISA, che eroga meno prestazioni ma comunque qualitativamente importanti, che riguardano sia i rimborsi per gli eventuali ricoveri, questo riguarda sia i lavoratori che i familiari a carico, e poi anche delle prestazioni sempre di tipo rimborsuale per le visite specialistiche. Certo. In questo caso qui il rimborso non è una percentuale limitata come quella di Treviso, della Cassa di Treviso, che rimborsa il 30% della prestazione, ma Roma rimborsa il 100% della prestazione. Nel caso di visite specialistiche questa è una cosa decisamente interessante, perché oggi spesso e volentieri purtroppo siamo costretti a ricorrere alla sanità privata, e quindi, come dire, gli importi li evitano nel momento in cui devo come dire, accedere a una prestazione Certo. di quel tipo. Abbiamo poi altre tipologie di lavoratori che hanno contribuzione agricola. Io parlo dei lavoratori forestali, che tra l'altro è il settore da cui provengo io. Prima di fare questo lavoro facevo l'operaio forestale. In questo caso qui abbiamo anche qui due casse, una cassa che è regionale che si chiama EBASIF, che grosso modo ricalca le prestazioni del FIMI-EBAT, quindi prestazioni di tipo integrativo e prestazioni di tipo rimborsuale, grosso modo sovrapponibili. Sempre i forestali hanno un'altra cassa a Roma che ricalca quella nazionale degli operai agricoli, che si chiama Filcop. E poi abbiamo una cosa di cui forse non abbiamo parlato l'altra volta, se non ricordo male, sempre nell'ambito della bilateralità, dei fondi che sono i cosiddetti fondi pensionistici. Ok. Quei fondi sono fondi che non sono di carattere sanitario, non c'è l'iscrizione automatica come avviene per quelli di carattere sanitario, in cui il lavoratore è iscritto, diciamo, automaticamente, può automaticamente usufruire delle prestazioni, ma per i fondi pensionistici, per quel che riguarda gli operai agricoli, parliamo principalmente di Agrifondo, che è quello nazionale. Per quel che riguarda ad esempio i lavoratori forestali, abbiamo invece previdenza cooperativa.
poi ce ne sono altri per altre tipologie di lavoratori di cui magari dopo dico due parole, ma questi fondi invece il lavoratore si deve attivamente iscrivere per avere diritto, come dire, a quella che sarà la prestazione nel momento in cui andrà in pensione. Questa cosa la richiamo perché oggi, soprattutto per i lavoratori a tempo determinato, il rapporto di lavoro è estremamente discontinuo, nel senso che non si versano contributi per 12 mesi all'anno, ci sono solo i figurativi per chi fa 51 giornate, ma la contribuzione effettiva è, diciamo, ridotta. Allora, se il lavoratore riuscisse ad accantonare il TFR e riuscisse a accantonare una piccola percentuale della sua retribuzione, sarebbe opportuno destinarla al fondo pensione, perché questo lo aiuterebbe ad avere una pensione un po' più alta nel momento in cui accederà alla pensione pubblica, che tra l'altro risulta essere sempre più distante. E sempre più bassa. È assolutamente bassa, soprattutto per gli operai agricoli. Certo. L'ultima cosa, prima che mi dimentico, riguarda dei lavoratori che hanno dei contratti che sono di natura industriale, che sono i lavoratori delle cooperative a cui viene applicato il contratto delle cooperative di trasformazione, quindi parlo ad esempio di alcuni lavoratori che lavorano nelle cantine, magari che fanno la stagione nelle cantine, oppure di alcuni lavoratori che lavorano in alcune latterie che magari hanno natura cooperativistica. E a questi lavoratori qui si applica un contratto di natura sempre ovviamente privatistica e industriale, ma la contribuzione è agricola. Sono i famosi lavoratori in legge 240, che è una legge di tanti anni fa, per cui questi lavoratori magari hanno il trattamento di malattia come tutti gli altri, però dal punto di vista, quindi non hanno la cassa dei lavoratori agricoli per la malattia e l'infortunio, ma dal punto di vista previdenziale e anche dal punto di vista quindi della prestazione della disoccupazione agricola, questi lavoratori possono fare la domanda di disoccupazione agricola. È importante ricordarsi che anche se ho un contratto che non è propriamente da operaio agricolo, ma ho un contratto di natura industriale, ma di cooperativa di trasformazione, quei lavoratori, così come anche alcuni lavoratori dei consorzi di bonifica, quei lavoratori hanno la possibilità di fare la domanda di disoccupazione agricola. Fondamentale queste specifiche. Martina, Paolo Casanova ha parlato di malattie e infortunio, c'è qualcos'altro per questo settore che è importante aggiungere? Volevamo dare qualche indicazione in generale per tutti i lavoratori, vale un po' per tutti i lavoratori, ma ovviamente oggi ci concentriamo sul lavoratore o la lavoratrice agricola. E quindi ricordare che la malattia una volta emesso il certificato medico ovviamente, e siamo a disposizione per la raccolta, perché per il lavoratore agricolo a tempo determinato il pagamento avviene con un pagamento diretto da parte di INPS, però il pagamento diretto da parte di INPS va richiesto, non è automatico, di conseguenza dovrà venire presso i nostri sportelli o presso la FLAI che se incontra queste casistiche comunque raccoglie la pratica e in collaborazione con noi e noi poi procederemo con l'invio della richiesta a INPS, quindi è giusto perché si sappia anche questa parte un po' diversa magari dal solito. Per quanto riguarda gli infortuni, ovviamente il nostro principio è quello sempre di dichiarare che è un infortunio lavorativo, specificare bene, descrivere bene che cosa è successo e quindi recarsi al pronto soccorso o se la denuncia viene già fatta dal datore di lavoro, e cercare di dare delle indicazioni precise e dopodiché una volta fatto questo passaggio pronto soccorso, comunque la denuncia, passare presso i nostri sportelli del patronato INCA perché siamo a disposizione per spiegare poi come procedono i successivi passaggi con l'INAIL. Perfetto, allora noi adesso ci fermiamo, abbiamo ancora qualche minuto di pubblicità e poi parliamo, Martina, di assegno unico, assegni familiari e di maternità. A tra pochissimo.
Coraggio, perché ci vuole coraggio a denunciare. Rieccoci in diretta, nel frattempo stavamo parlando ancora con i nostri ospiti. Martina Lorenzon, intanto vi ricordo 0422 16 332 per intervenire in diretta, fare domande ai nostri ospiti, ma anche raccogliere l'appello di Paolo Casanova di offrire un lavoro a questi 8 cittadini che hanno ottenuto il permesso di soggiorno dopo aver denunciato situazioni di caporalato. E chiudiamo la parentesi. Martina Lorenzon, assegno unico, assegni familiari, cosa possiamo dire? Sì, allora sempre nel ricordo dei vari ammortizzatori sociali che ci sono per i lavoratori e le lavoratrici del settore dell'agricoltura, ricordiamo che contestualmente alla domanda e quindi alla raccolta della domanda di disoccupazione agricola possiamo raccogliere anche la domanda di assegni familiari. Ovviamente l'assegno familiare, non essendoci principalmente più per quanto riguarda quel contributo per i figli ormai dal 2022, certo. Parliamo di un assegno familiare per il coniuge in questo caso, quindi per quei nuclei familiari dove non ci sono i figli o i figli hanno superato ormai i 21 anni e non hanno alcuna disabilità e quindi non possono entrare nell'altra prestazione che invece è l'assegno unico. Quindi se c'è un coniuge e non ci sono figli, chiediamo di portare anche i redditi degli ultimi 2 anni, quindi i 730 piuttosto che le CU, che ci potranno servire per inserire contestualmente anche la domanda di assegni familiari, in modo tale, di solito sono persone che le chiedono annualmente, quindi diciamo che è una cosa abbastanza conosciuta, però è meglio ricordarlo per chi invece magari dà per scontato che essendoci l'assegno unico non gli spetti più nulla, in realtà c'è questa possibilità. Ovvio è che se all'interno del nucleo familiare ci sono dei figli minorenni o maggiorenni entro i 21 anni, ricordiamo che i figli maggiorenni entro i 21 anni devono o studiare o lavorare e avere un reddito inferiore agli 8.000 lordi annui, oppure svolgere un tirocinio o un servizio civile. Quindi se ci sono queste caratteristiche o un figlio con disabilità e quindi senza un limite di età, possiamo invece inoltrare la domanda di assegno unico. Per la prima domanda di assegno unico vi chiediamo di contattare il nostro CAF che si occupa appunto delle prime domande. Se invece avete già fatto domanda presso il nostro CAF o presso il nostro patronato e avete delle modifiche da portare a quella che è il nucleo o semplicemente il figlio maggiorenne ha trovato lavoro o ci sono dei figli da aggiungere, dei nuovi nati, potete invece fare riferimento al patronato INCA. A proposito di nuovi nati, allora parliamo della maternità. Certo. Allora, per quanto riguarda l'assegno unico, inoltro una nuova domanda o aggiungo un nuovo nato e ho a disposizione 2 mensilità in più che l'INPS eroga in qualità di premio alla nascita, possiamo chiamarlo così. Per quanto invece riguarda la maternità, anche per le lavoratrici e i lavoratori dell'agricoltura c'è una tutela a riguardo ed è tanto quanto la tutela degli altri lavoratori dipendenti. Quindi in linea di massima la mamma che dovrà fare la domanda di maternità per parto o adozione ha a disposizione 5 mesi di maternità obbligatoria che può fare richiesta presso il nostro patronato e la richiesta va inoltrata all'INPS. Indicativamente sono i 2 mesi prima del parto, i 3 mesi nel postparto. E qualora ci siano invece delle situazioni che non pregiudizievoli per quella che è la gravidanza, allora possiamo anche inoltrare la domanda di maternità anticipata con un provvedimento o del medico o dell'ispettorato del lavoro che dichiara appunto che in quel momento il suo lavoro, quindi penso proprio alle lavoratrici agricole, in quel momento il suo lavoro non è adatto per il momento della gravidanza, ecco, questo principalmente. Ecco.
quello che percepirà la percentuale è uguale a quella per le altre donne lavoratrici? Sì, allora la percentuale è sempre all'80% della retribuzione. Ovviamente il calcolo sarà un po' diverso, poi ci sarà una retribuzione base calcolata secondo legge. E quindi c'è questo, non so se c'è un'integrazione. C'è Esatto. un'ultima cosa da aggiungere rispetto al discorso a Martina, a quello che diceva Martina, che riguarda un numero un po' fatidico in agricoltura, che è quello delle 51 giornate. Perché parlo delle 51 giornate? Perché per accedere sia alla maternità anticipata, sia al congedo obbligatorio, sia eventualmente al congedo facoltativo, serve che la lavoratrice abbia il contratto di lavoro in essere per la maternità anticipata, e siccome i tempi determinati spesso hanno contratti discontinui, bisognerebbe che nel momento in cui chiedono l'anticipata o vanno all'ispettorato per chiedere l'anticipata, come dire, si trovino nella condizione di poter avere il contratto in essere. L'altra questione è appunto quella di poter avere, e assolutamente dover avere, le 51 giornate o nell'anno in cui si accede alla prestazione oppure nell'anno precedente. Ecco, questo diciamo è un vincolo che c'è per accedere alla prestazione, poi tutto il resto è come diceva Martina. Requisito minimo. Ecco, queste 51 giornate devono essere continuative o possono essere anche... No, anche discontinue, ma basta che purché complessivamente... che arrivino a 51 durante l'anno o l'anno precedente, 51 giornate lavorative. E lo stesso discorso vale anche per le giornate necessarie per chiedere la disoccupazione. Quel dato che ci aveva dato inizialmente, 102 in quel caso. giornate, 102 in questo caso biennio. qui è un calcolo che viene fatto sul biennio, e anche queste non serve chiaramente che siano continuative. Non devono essere continuative, e potrebbero essere paradossalmente 2 giornate nel 2023 e 100 nel 2024 o viceversa. L'importante è che si arrivi a questo conteggio. L'importante è che si arrivi a questo numero. Perfetto. C'era altro da aggiungere, Martina? No, visto che dicevamo del requisito delle 51 giornate, lo ricordiamo anche per la malattia, anche per la richiesta di malattia. C'è questo requisito minimo, che sono sempre queste 51 giornate necessarie per poi avere il pagamento diretto. Sapendo che tra l'altro la malattia viene pagata per un massimo di giornate di 180, per i tempi determinati chiaramente, e per un massimo di giornate che non può superare il numero di giornate lavorate l'anno precedente. Ok. Quindi non sempre una malattia lunga può essere pagata tutta, perché se io l'anno precedente ho lavorato poco, arrivo a coprire il numero di giornate di malattia per un massimo pari al numero di giornate lavorate. Vi sono particolarità del settore che, come dire, si conoscono solo nel momento in cui ci si lavora. E le altre giornate di malattia quindi non verranno... Non vengono indennizzate se io non ho sufficiente ore messe... ai giorni, sì. Esatto, messe da parte, mettiamola così. Vorrei fare un passaggio anche per quanto riguarda la cassa integrazione legata agli eventi atmosferici, visto che ormai siamo talmente abituati a parlare di eventi atmosferici anche... Questa qui è una cosa che riguarda, solo per sgombrare il campo dalle incomprensioni, riguarda solo e esclusivamente gli operai a tempo indeterminato. Perfetto, quindi già abbiamo fatto una bella... Sì, l'80% dei lavoratori, forse anche di più, non è interessato dalla cassa integrazione speciale per gli operai agricoli, la cosiddetta CISO. Questo è un ammortizzatore che il datore di lavoro può chiedere a fronte di o eventi atmosferici di carattere straordinario, oppure eventi che non consentono l'accesso al campo, quindi magari anche preesistenti al dato meteo della pioggia che si è verificata, oppure in rari casi anche per crisi temporanee aziendali. Nel periodo del Covid ci sono state molte aziende che hanno fatto ricorso anche a questa causale per accedere alla prestazione. Una cosa importante che volevo dire sempre per gli operai a tempo indeterminato, a ricordarsi una cosa, questa si lega alla disoccupazione diciamo agricola che riguarda anche gli operai a tempo indeterminato. C'è un altro fondo che non ho citato prima e che mi sovviene adesso perché parliamo di operai a tempo determinato, che si chiama EBAN ed è di nuova strutturazione. Questo fondo che è a Roma
eroga una prestazione che è fondamentale, anzi qualche prestazione in più, ma che non vanno a sostituire quelle che già erogano la Cassa di Treviso. La prestazione fondamentale per gli operai a tempo indeterminato riguarda l'eventuale copertura nel caso in cui il lavoratore venga licenziato nell'ultimo quadrimestre dell'anno, perché in questo caso qui l'INPS paga una disoccupazione molto piccola perché trova poche giornate da indennizzare in quell'anno, e questa cassa interviene per erogare una prestazione di tipo aggiuntivo e solidale all'operaio agricolo a tempo indeterminato che non gode della NASPI, ma che ricade anche lui in contribuzione agricola, e quindi anche lui fa la domanda di disoccupazione agricola. Questa prestazione aiuta il lavoratore, diciamo, a trovarsi un altro lavoro. L'importo, perché stamattina facevo i conti, questa è una prestazione abbastanza nuova, non è notevolissimo, ma può arrivare a 400 euro al mese per un massimo di 3 mensilità, quindi arriviamo a 1200 euro di prestazione. È una cosa che sanno in pochi, a pochissimi magari capiterà di venire licenziati proprio nell'ultimo quadrimestre, ma se capita è giusto saperlo. Poi c'è un'altra cosa importante che fa questo fondo, c'è una prestazione che viene erogata alle vittime di violenza di genere. È una prestazione aggiuntiva ad una prestazione che già eroga l'INPS, e questo importo è un importo che viene riconosciuto ed è molto alto, perché arriva all'incirca a 4.000 euro. Questo va detto, io auspico sempre che non ci siano casi di questo tipo, ma qualora ci sia una donna che è sottoposta a violenza di questo tipo e che lavora nel comparto agricolo ed è a tempo indeterminato, sappia che fa la domanda all'INPS per il contributo per parte INPS, ma poi c'è l'ente che eroga quest'altra prestazione. E l'ultima cosa è l'integrazione del congedo parentale. Anche questa è una prestazione nuova, arriva fino a 1.330 euro, quindi 260 euro per 5 mensilità. E questa è una prestazione appunto che va a integrare quel tipo di prestazioni di cui parlava prima Martina, che riguarda, come dire, quei lavoratori che intendono avvalersi del congedo parentale, quindi di quello che viene dopo l'obbligatoria. Ecco, torno un attimo a quell'accenno che di cui aveva parlato lei quando parlavamo di cassa integrazione legata ad eventi atmosferici, anche per aziende che sono in crisi, cioè che attraversano un momento particolarmente... La causale è brevi stasi stagionale, questa diciamo è la causale che il consulente o l'associazione deve riportare nel momento in cui fa la domanda all'INPS sulla modulistica appropriata. È stata riconosciuta, vedo che anche oggi viene riconosciuta dalla Commissione e quindi dall'INPS la prestazione la paga. Una cosa importante, la CISOA, perché viene spesso richiamata? Perché da noi arrivano dei lavoratori a tempo indeterminato che ci dicono: ma, detta in dialetto, è piovuto, io a me spiova, e me assa a casa. Sì, certo. Okay? Ecco, questa cosa qui capita molto spesso, nel senso che il datore di lavoro, o per, diciamo, perché non lo sa, o perché magari il consulente non è abbastanza formato o semplicemente perché non ha, diciamo, intenzione di farla perché è una pratica in più che dovrebbe pagare il consulente, il datore di lavoro a volte, nel momento in cui piove, dice al lavoratore: stai a casa, e il lavoratore non sempre si accorge del fatto che è stato lasciato a casa, perché spesso volentieri il datore di lavoro copre quella giornata con giornate di ferie. Di questa cosa qui però poi si accorge il lavoratore quando magari va a chiedere ferie e si accorge che ferie non ne ha più. Allora in questo caso qui il lavoratore deve in qualche modo essere attenzionato e porre un po' d'attenzione, e deve fare in modo, siccome la domanda va fatta, se non ricordo male, entro 5 giorni da parte del datore lavoro all'INPS per la CISOA, il lavoratore deve ricordare al datore di lavoro che qualora venga lasciato a casa, cosa assolutamente legittima, il datore di lavoro deve accedere a questo tipo di strumento. Questo per evitare di andare ad attingere al montante di ferie permessi che è, come dire, spettanza del lavoratore. Non nella distribuzione ma nel consumo, sì, ecco, diciamo. Dovrebbe esserci comunque una comunicazione, almeno del datore di lavoro al proprio lavoratore, di
come viene inquadrata quell'assenza, insomma se Sì, ti metti in il ferie lavoratore ti lo avverto. scopre quando arriva la busta paga, magari un mese e mezzo dopo, e non trova scritto CISOA, ma trova scritto ferie. Esatto. Ma meno che ho fatto ferie. No, certo. Evidentemente, come non le hai fatte, sei rimasto a casa, il datore di lavoro ti ha scalato quelle. Certo. Ecco, questa è un'attenzione che va messa, perché ripeto, secondo me è più un fatto di pigrizia Sì, certo. nel fare la certo. richiesta piuttosto che è poca abitudine. C'è lo strumento, va utilizzato. Certo, assolutamente, è Però un diritto. il lavoratore deve stimolare il datore di lavoro affinché lui faccia la domanda. Chiaro. Perché se anche il lavoratore viene da me un mese e mezzo dopo e io vedo che gli ha scalato le ferie, vado male a contestarlo se non l'ho fatto nell'immediatezza. Certo. Ecco. Io le ho fatto quella domanda della crisi momentanea, della difficoltà momentanea, perché alla luce dei dazi promessi dall'amministrazione Trump sappiamo che il comparto agricolo, insomma quello che è tutto legato ai prodotti enogastronomici, sarà un comparto che risentirà pesantemente di questi possibili dazi. Sarà da capire se verranno applicati anche all'Italia, insomma c'è tutto un discorso politico che noi ne lasciamo da parte, però chiaramente immagino che voi stiate monitorando un po' la situazione da questo punto di vista, perché si parla di aziende che possono essere davvero a rischio e quindi poi tutto di quel comparto lavoratori di cui voi vi occupate. Sì, devo dire che un sorriso, in questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori. Certo. L'ultima, mi pare, le ultime, io le chiamo sparate perché sono quasi irripetibili, del Presidente degli Stati Uniti nuovo eletto, insomma, sono cose che ci fanno preoccupare. Sì, ci fanno preoccupare molto, è anche vero che i nostri prodotti, soprattutto il vitivinicolo, sono prodotti che sappiamo qualitativamente che esatto. Saranno sempre comunque richiesti sul mercato e quindi è molto probabile che non ci sia un calo della produzione, certo. perlomeno per alcune specificità nel nostro settore enogastronomico, in particolare enologico. Io presumo che le ricadute saranno soprattutto sulle tasche di quelli che poi quei prodotti dovranno andare a acquistare. Quindi in questo caso qui dei consumatori statunitensi, probabilmente quelli più agiati, quelli che consumano diciamo, i vini che produciamo noi, ma per tutta l'altra serie di prodotti che però non produciamo noi ma che producono in altri paesi, sentivo parlare di prodotti gastronomici e anche di vestiario, prodotti in paesi poco diciamo, sviluppati come il Vietnam, per quella parte lì ci sarà un aumento di prezzo che ricadrà sulle fasce basse, medio-basse della popolazione. Quindi secondo me gli americani si accorgeranno probabilmente molto velocemente, a meno che Trump non inverta le intenzioni, non cambi come dire, la politica che ha intenzione di spendere. Immagino come dire, che magari qualcuno si pentirà di averlo votato. Ecco. Prima di fare l'ultimissimo passaggio con Paolo, c'era qualcosa, Martina, che abbiamo tralasciato che è importante, o siamo riusciti ad esaurire tutte le tematiche? Mi sembra di sì. C'era qualcosa? Sì, gli ammortizzatori che volevamo un attimo ricordare, comunque fare dei piccoli focus su i vari benefici a cui hanno diritto questi lavoratori, giusto per ricordare che ci sono dei diritti tanto quanto gli altri lavoratori dipendenti, e quindi direi di sì, direi di ricordare il 31 marzo 2025 ovviamente come scadenza perentoria, direi, passate. Ecco, esatto, l'appello è quello, comunque il consiglio è quello di rivolgersi all'Inca per avere poi, per capire se si ha diritto, in base alla situazione in cui ci si trova, ad ammortizzatori o a benefici insomma, che ci sono, perché spesso l'abbiamo capito anche dalle considerazioni di Paolo, spesso non si è a conoscenza che ci sono anche perché le situazioni alle volte sono più complicate delle quattro cose che ci diciamo magari così al volo, ecco, quindi magari ognuno ha una situazione familiare diversa, una situazione lavorativa diversa e quindi vale la pena capire a che cosa si può aver diritto. Certo, perfetto. E allora Paolo, la conclusione a lei insomma, su quella che è la campagna referendaria che vi vede coinvolti in qualche modo. Io non voglio portare via il lavoro che sicuramente faranno egregiamente i miei compagni
di organizzazione che adesso sono impegnati su questa partita. Lo siamo tutti impegnati Certo. nelle prossime settimane, forse mesi, perché ancora la data Non per c'è ancora questi la data, sì. 5 referendum non c'è, ma l'organizzazione è assolutamente prioritariamente impegnata in questa partita. È una partita che io ritengo molto importante e sulla quale spendo soltanto 2 parole dicendo alle persone che ci ascoltano e che ci vedono che l'esercizio del voto è un esercizio poco praticato in questo Paese e non soltanto in questo Paese. Però in questo caso, a maggior ragione, io penso che andare a votare sia non solo giusto, ma sia anche utile, perché c'è la possibilità attraverso questi 5 referendum di cambiare effettivamente la condizione di vita delle persone, di noi, di quelli a cui vogliamo bene, quindi dei nostri figli, ma anche di tutte le altre persone. E l'esercizio della democrazia diretta, quindi andare a votare soprattutto per dei referendum, è esattamente questo. Io non entro nel dettaglio, i referendum sono 5, uno è sulla cittadinanza, gli altri 4 sono sul lavoro, 2 sui licenziamenti, uno sulla precarietà e l'altro sulla sicurezza. Nel dettaglio io dico alle persone state su con le orecchie perché noi oggi siamo impegnati appunto a diffondere i contenuti di questi quesiti referendari e vogliamo fare in modo che le persone capiscano Certo. qual è il motivo per cui vale la pena di andare a votare. Quindi nel dettaglio sicuramente questo è un lavoro che andremo a fare e che faremo. Ma dico solo di approfittare di non perdere questa occasione, perché a volte lo penso come uomo di organizzazione, ma lo penso anche come cittadino, vediamo la politica molto distante da noi, come se fosse un qualcosa che non ci consente di cambiare effettivamente la nostra vita. Questa è un po' la sensazione che io percepisco quando parlo con le persone, quando parlo con i lavoratori, come se poco potessimo fare per. Ecco, questa è un'occasione per poter fare e poter cambiare. E io penso che questo diritto sia giusto esercitarlo, anche perché 4 di questi 5 quesiti sono per riconquistare dei diritti che in questi ultimi anni ci hanno tolto. E penso che sia fondamentale riconquistarli, esercitando il voto. Cioè, questa è l'occasione appunto per i cittadini di essere protagonisti anche del loro futuro, perché poi insomma i punti che lei ha menzionato possono coinvolgere tutti quanti, quindi sono situazioni nelle quali tutti possono nel corso della vita trovarsi coinvolti e quindi poi in Italia siamo bravi a recriminare, ma se noi andiamo a dare il nostro voto in qualche modo siamo anche noi protagonisti, ecco, delle scelte politiche. È uno strumento che ultimamente non ha prodotto grandi risultati perché non è mai stato raggiunto il quorum. Su questo, come dire, siamo perfettamente consapevoli. È per quello, come dire, che l'organizzazione è diciamo, preparata ad affrontare questo percorso e lo faremo con tutte quelle che sono le energie a nostra disposizione. Certo è che poi i cittadini dovranno fare la loro parte. Ripeto, sono quesiti che apparentemente sembrano molto tecnici, ma in realtà quando si parla di licenziare illegittimamente una persona, quando si parla di creare delle differenze tra chi ha cominciato a lavorare prima del 2015, cioè chi ha cominciato prima e chi ha cominciato dopo il 2015, quando si parla di contratti a termine che oggi sono come dire la regola e la norma, quando in realtà una volta i contratti a tempo indeterminato erano quelli che andavano per la maggiore. Quando parliamo di responsabilità in solido, e in agricoltura sappiamo di cosa parliamo perché c'è un sacco di gente che muore, io ricordo i numeri del 2024 rispetto ai morti sul lavoro sono peggiori di quelli del 2023. Qui oggi in questo paese abbiamo 2 morti al giorno. Allora io penso che la responsabilità in solido delle aziende, ad esempio, rispetto alla partita degli appalti, sia una cosa che questo governo ci ha tolto e che noi dobbiamo assolutamente riconquistare, perché ne va della nostra salute e nella salute dei nostri figli.
Grazie a Paolo Casanova, Fly Treviso, grazie a Martina Lorenzon, Inca Treviso. Abbiamo toccato tante tematiche importanti, ma soprattutto vi abbiamo spiegato come sia necessario conoscere i propri diritti. Spesso si ignorano senza alcuna colpa, ma è giusto insomma essere informati e perlomeno insomma fissare un incontro e capire se ci sono insomma i requisiti per ottenere alcune misure. Grazie davvero ad entrambi. Grazie a lei, grazie a voi. Grazie di nuovo ad Alessandro Granziere e Francesca Pezzo in regia, grazie naturalmente a voi per averci seguito. Adesso vi lascio al film Cantando sotto la pioggia. Buon pomeriggio a tutti.